Pakistano armato di coltello per le vie del centro proprio nel giorno in cui il ministro Nordio parla di una città non sicura in cui c'è da aver paura a passeggiare. Furto in un bar a San Liberale, rubati pochi euro dal fondo cassa, arrestato in flagranza dalla polizia un 21enne grazie alla tempestiva segnalazione della proprietaria. Tragedia sfiorata a Revinelago dove è stato investito un 11enne, inizialmente era incosciente, racconta un testimone che ha anche avvisato i genitori, la ragazzina stava andando a scuola. Autonomia, soddisfazione nel centrodestra veneto per la bocciatura del referendum di abrogazione della legge, ma le opposizioni insistono, non ce n'era più bisogno, riforma già stroncata dalla consulta. Sul pronunciamento della Corte Costituzionale sul quesito referendario bocciato, il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli che parla di attacco all'autonomia sventato. Auto in fiamme sotto il cavalcavia a Lanzago di Silea, si leva una densa nube di fumo nero, il fuoco danneggia una centralina elettrica e provoca blackout e disagi. Ponte di Vidora, sorpresa, arriva un primo via libera tecnico, il presidente della provincia Marcon, opera attesa da anni ma è ancora caccia aperta ai finanziamenti. Venerdì in Duomo a Treviso i funerali di Monsignor Lucio Bonora, morto a 72 anni, componente della segreteria di Stato Vaticana, nel 2023 aveva accompagnato le spoglie di San Pio X nel ritorno a casa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Apriamo subito, prima di passare a quelle che sono le notizie di cronaca di oggi. Armato di coltello per le vie del centro, fermato dalla polizia e denunciato un 23enne pakistano proprio nel giorno in cui il ministro Nordio parla di una Treviso non sicura in cui c'è da aver paura a passeggiare. Coltelli! Che è cambiato? Ma un macete, che cavolo ha in mano? Avevo una parola. Si spoglia per poi rivestirsi in mezzo alla strada all'altezza tra via Roma e Ponte San Martino nel cuore di Treviso. A torso nudo i passanti notano un particolare inquietante e non trascurabile, un coltello da cucina infilato nei pantaloni, una lama da circa 30 centimetri. Ha vagato per la città così, creando scompiglio e paura tra i passanti un 23enne di origine pakistana. Con un coltello stava per terra e lavorava sui San Pietrini o faceva non so cosa, e poi qualcuno ha fatto un esposto ai carabinieri o polizia, non lo so, e loro sono usciti e l'hanno portato via. Quando le forze dell'ordine l'hanno raggiunto, il giovane ha prima gettato l'arma e poi si è buttato a terra. Il 20enne è stato poi condotto in questura. Sarà denunciato per porto abusivo di coltello. Il fatto è accaduto proprio dopo il recente incontro del coordinamento trevigiano dei Meloniani con il questore di Treviso, il comandante provinciale dei carabinieri e il ministro Nordio, che ha commentato gli ultimi episodi di violenza. Sono nato in una Treviso che era sicura, bella e vivibile. Oggi invece i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio. È una situazione inaccettabile. Dure le parole del ministro della giustizia, distante anni luce dalle rassicurazioni del sindaco Conte che nonostante le aggressioni, le rapine e l'omicidio di via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre ha definito Treviso una città sicura. Rincarano la dose anche dal Partito Democratico. Con una nota i Dem chiedono all'amministrazione di intervenire con soluzioni concrete. Il capogruppo Stefano Pelloni attacca gli alleati. La giunta di centrodestra continua a dividersi e a non trovare un percorso condiviso. Basta con la retorica, ora i fatti. Le parole da Roma dell'onorevole Scarpa. Clima teso in città dunque e soprattutto tra gli alleati. Fanno ancora discutere le dichiarazioni che il Foglio aveva attribuito a Mario Conte, che aveva appellato i meloniani come famelici, impreparati, perdenti. Siamo famelici, impreparati e perdenti, sia come offensivo nei nostri confronti, lo dico chiaramente. La nostra pazienza, come si suol dire, è infinita e per il bene non ha limiti. No, i limiti ce li ha, ma non li stabilisco io. Certo. Ecco, li stabilisce la nostra leader. Arrivata la replica del sindaco Conte che da Vilnius commenta quanto accaduto in una nota. Ringrazio le forze dell'ordine intervenute oggi per fermare un balordo cittadino straniero che ha generato una situazione di allarme in città. Siamo tutti uniti per contrastare i disagi generati da queste persone che di integrazione e disciplina non ne vogliono sapere. In questo senso, continua il sindaco, accolgo le parole del ministro Carlo Nordio che sono certo essere al nostro fianco in questa battaglia che deve
deve essere accompagnata anche da strumenti normativi per garantire pene certe, rigorose ed esemplari per chi delinque, così il sindaco Mario Conte in relazione a quanto accaduto questa mattina in città. E quella di oggi è stata anche una mattinata di udienze in tribunale a Treviso. È stato condannato il 35enne responsabile dei danneggiamenti avvenuti nel luglio scorso in piazza Esperia e l'aggressione di un dipendente del supermercato PAM in piazza Borsa. È stato confermato il reato di stalking e quindi condanna a 1 anno e 2 mesi con un importante risarcimento. Non solo la detenzione, ma Massimo Cenedesi dovrà risarcire anche le 2 parti offese di 7.000 euro ciascuno. Questa è la sentenza nei confronti del 35enne ex aiuto cucina del Plus Bistro di Galleria Esperia per una persecuzione nei confronti dei proprietari cominciata nell'ottobre del 2023 e culminata il 19 luglio del 2024 quando si è presentato nel locale in forte stato di alterazione, mettendo in fuga i clienti, tra cui alcuni hanno addirittura trovato rifugio in bagno. Ci sono stati dei danneggiamenti anche importanti perché i beni di quel locale le materie prime sono importanti, ma soprattutto c'è stato nel corso dei mesi dei comportamenti che hanno ingenerato sicuramente delle difficoltà e delle paure, dei timori nei confronti delle parti civili, anche degli altri frequentatori del locale, e questo ha indotto sicuramente il giudice a fare una valutazione economica che riteniamo importante ma anche corretta. E sempre nelle udienze della giornata di martedì da segnalare la condanna a 3 anni e 5 mesi con l'interdizione ai pubblici uffici per 5 anni di Barry Alfa, lo straniero di 30 anni che il 25 agosto del 2019 sarebbe entrato dentro al supermercato PAM di Piazza Borsa e dopo aver tentato il furto di una bottiglia di gin l'avrebbe utilizzata contro un dipendente del supermercato con il quale aveva ingaggiato una breve colluttazione colpendolo alla testa. Il 30enne sarebbe poi fuggito, ripreso però dalle telecamere di videosorveglianza della zona e successivamente riconosciuto e denunciato dal dipendente PAM e rimasto ferito nella colluttazione. Furto in un bar a San Liberale, rubati pochi euro dal fondo cassa, arrestato in flagranza dalla polizia un 21enne grazie alla tempestiva segnalazione della proprietaria. Pensavano di essere entrati indisturbati, le luci accese, ma nessuno in giro alle 23:30 nel quartiere di San Liberale a Treviso. Forzata la porta d'entrata del bar Rocca, l'incrocio tra via Emilia e via Toscana. I 2 giovani incappucciati sono entrati e hanno rubato il fondo cassa quando è scattato l'allarme. Veloce la loro fuga, ma non abbastanza da sfuggire alle forze dell'ordine e alla prontezza della proprietaria Helen, che dal telefono ha visto l'irruzione dei 2 e ha allertato la polizia. L'allarme suona quasi 23:30 così, perché siamo qua dalla videocamera e loro rompono quella porta. Sì, così chiama polizia subito. Hanno rubato quello cassette 2 di cassa. E anche i soldi? Soldi sono pochissimo perché come solito, perché siamo, lo so, qua in Italia adesso sono tanto il casino e non lasciato niente, solo lasciato forse qualche moneta meno di 100 euro. Però l'importante è che loro mi rompe quella porta e quello di costa. Pochi euro dunque l'ammontare della refurtiva. I giovani, intercettati poco distante dal bar, dalla volante già in movimento per i consueti controlli del territorio, si sono dati alla fuga alla vista dei poliziotti. Uno di loro, un 21enne di origine algerina, è stato arrestato in flagranza di reato, mentre l'altro è riuscito a scappare. Le ricerche hanno fatto rinvenire una parte del registratore di cassa e gli arnesi usati per forzare la porta d'entrata, tra cui uno scalpello. Dopo la convalida dell'arresto da parte del PM, il 21enne è stato rilasciato. Prevenzione della criminalità nelle rivendite di tabacchi e generi di monopolio. Sottoscritto stamane al termine del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica un protocollo tra il prefetto Sidoti ed il presidente della Federazione Italiana Tabaccai Federico Volpato, prevista l'implementazione delle tecnologie di videosorveglianza e di videoallarme antirapina in grado di trasmettere immagini in tempo reale alle sale operative delle forze di polizia. Per evitare le giacenze di denaro nelle casse di queste attività verrà incentivata
incentivato il ricorso ai pagamenti elettronici e l'installazione di sistemi di sicurezza passiva come casseforti e sistemi d'allarme. Tragedia sfiorata questa mattina a Revinelago, dove in via Marconi è stata investita una undicenne, inizialmente era incosciente, racconta un testimone che ha avvisato i genitori. La ragazzina stava andando a scuola. Erano 7:30, ho sentito un colpo, sono uscito sulla porta e ho visto la macchina fermarsi e la bambina caduta per terra, sì, di fronte alla chiesa. È questa la scena che si trova davanti Massimo Bottega una volta uscito dalla sua storica macelleria di via Marconi. Sull'asfalto c'è anche lo zainetto dell'undicenne, travolta poco prima sulla provinciale da un'auto che procedeva in direzione di Follina. La bimba stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali per andare a scuola. Sono corso lì e ero incosciente in quel momento, sì. Poi le mamme di altri bambini che venivano a prendere il pullman mi hanno detto, per cortesia, andavo a chiamare i genitori e sono andato. La famiglia infatti abita a poche decine di metri in linea d'aria dal punto della collisione. Sono attimi concitati. Mi sono fatto coraggio, le ho chiesto perché la bambina era caduta e è venuto su di corsa. Le mamme degli altri alunni che avevano preso soccorso con la signora che guidava la macchina. L'apprensione generale, vengono immediatamente allertati i soccorsi. A Lago si trattiene il respiro finché la bambina non ricomincia a parlare. Arrivano sul posto i sanitari del SUEM 118 supportati dall'elicottero di Padova, da lì il trasporto d'urgenza in ospedale a Treviso. Mentre le indagini vengono affidate alla polizia di Vittorio Veneto, le notizie che arrivano dal Cafoncello sono rassicuranti. Si parla di qualche frattura e contusione. Speriamo bene, perché 11 anni insomma. La politica, ora forte soddisfazione nel centrodestra veneto per la bocciatura del referendum di abrogazione della legge sull'autonomia. Ora il Parlamento può riprendere l'iter della riforma. Si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Con questa formula la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in seguito, ma in ogni caso il pronunciamento della consulta ha già messo un punto fermo sul futuro della riforma. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale, difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. L'assessore Roberto Marcato usa una metafora sportiva. Veneto 1, Roma 0. Finalmente hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. In Consiglio regionale è anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci piacerebbe vedere una sinistra, soprattutto in Veneto, che non va costantemente contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum nel 2017 al 98,1%, ma che in qualche modo si mette a dare una mano per far arrivare questo diritto sacrosanto dei veneti alla nostra regione. Ma cosa succede adesso? A dicembre la Corte Costituzionale aveva depositato un'altra sentenza in cui dichiarava illegittimi 7 punti dell'autonomia differenziata, così come prevista dalla legge Calderoli. Che l'iter riprende e naturalmente verrà fatto anche con gli aggiustamenti che sono stati richiesti, con quelli parziali illegittimità, perché bisogna poi dire le cose come stanno, quindi non stiamo parlando di illegittimità della legge ma di alcuni passaggi che devono essere corretti e penso che il Parlamento abbia la forza di fare questo, naturalmente supportato dal governo. Che la legge Calderoli non è una legge contro la Costituzione, ma è una legge che dà applicazione a un principio che è inserito in Costituzione, che è quello dell'autonomia differenziata. Il principio c'è, poi nella sua applicazione possono essere definite alcuni parametri, elementi che adesso il governo andrà a definire. Ed anche senza bisogno del referendum la riforma Calderoli era già stata bocciata a dicembre dalla Corte Costituzionale, così le opposizioni in Consiglio regionale che si dicono disposte ora a discutere della riforma con la maggioranza.
Il referendum con la proposta di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata non ci sarà, ma la delusione tra chi nei gruppi di opposizione in Consiglio regionale avrebbe voluto che sul tema si esprimessero i cittadini è mitigata da un'altra sentenza della Corte Costituzionale, quella che il mese scorso aveva dichiarato incostituzionali 7 punti della riforma. È una vittoria di Pirro, possiamo dirlo, perché sì, non si farà il referendum, benissimo, ma la legge deve essere ripresa completamente, rivista, corretta e riavviata, per cui stiamo a vedere, intanto noi stiamo a vedere cosa succederà e quando questa legge andrà in porto, se andrà in porto. La critica alla legge Calderoli non è una presa di posizione contro l'autonomia, dicono dal Partito Democratico, ma di come questa possa e debba essere realizzata. La riforma costituzionale del 2001 che ha messo in Costituzione le previsioni dell'autonomia differenziata l'abbiamo fatta noi e noi abbiamo detto fin dall'inizio quali sono i paletti entro i quali eravamo disponibili a discutere anche con Zaia di autonomia. Non tutte le 23 materie, cosa che ha stabilito anche la Corte, non le materie bensì le funzioni, cosa che ha detto anche la Corte, non impostare l'autonomia in termini di contrapposizioni, indipendentismo e isolazionismo come ha fatto Zaia. Le opposizioni chiedono a Zaia di venire a riferire in aula e di essere franco, dice Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Deve dirci davvero come la sua maggioranza intenda dare più potere e risorse a territori e comuni e non meno come sta accadendo da tempo. Aperture al dialogo arrivano anche da Erika Baldini del Movimento 5 Stelle. Chiaramente nel rispetto di quello che già la Corte Costituzionale ha sentenziato, ovvero il rispetto del ruolo del Parlamento, che deve essere centrale in questa fase, e anche sulle competenze da affidare alle regioni, perché non si tratta di affidare generali competenze, ma solo specifiche funzioni. Quindi sono temi di cui la Corte Costituzionale ha parlato e di cui la legge deve tener conto. E sul pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum, il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che parla di attacco all'autonomia sventato. Buonasera, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Sono 7 anni che abbiamo questa bandiera con la scritta autonomia subito, sono passati tanti anni, troppi anni, e si poteva mai pensare che la Consulta smentisse se stessa dopo aver giudicato costituzionale proprio la legge Calderoli. Siamo alle solite, no? Guelfi e Ghibellini animati proprio da una furia iconoclasta nei confronti dell'avversario, l'avversario che non deve essere affrontato ad armi pari ma con trucchetti, tranelli, imboscate, come è successo in questi ultimi anni. Quindi è stato veramente merito del professor Mario Bertolissi, costituzionalista veneto, l'avere portato finalmente a termine questa battaglia, perché a questo punto tutte le balle che sono state dette, tutte le angherie che sono state fatte nei confronti dell'autonomia hanno a questo punto termine. D'ora in poi si andrà avanti, si dovrà intervenire proprio sui punti, sui 7 punti su cui la stessa Corte ha eccepito, e come ha detto il nuovo Presidente della Corte Costituzionale bisognerà costruire un passo alla volta un grande edificio. Quindi ormai c'è uno spartiacque tra gli attacchi dell'autonomia e questa nuova fase. Come al solito si cerca di fermare gli avversari in maniera scorretta. Fateci caso, non esiste nel nostro vocabolario la parola fair play, perché qui si è pronti a tutto e si va avanti procedendo con gli uppercut e i colpi bassi senza esclusione di gesta e di azioni che possano compromettere il cosiddetto nemico. Dobbiamo collaborare per migliorare questo Paese, per renderlo più efficiente, soprattutto quando si parla di terzo mandato, secondo mandato. I mandati o ci sono dei tetti per tutti o i tetti devono sparire. Soprattutto deve sparire una legge elettorale che è la madre di tutti gli imbrogli e di tutte le scorrettezze, che non ci consente di votare i parlamentari, che sono votati dalle segreterie dei partiti e non dai cittadini. E questa vicenda dell'autonomia insegna.
La cronaca giudiziaria, ora l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne assassinata a Conegliano nella sua abitazione. Domenica sera arriverà in Italia Joel Lorenzo, il 25enne dominicano accusato di aver fatto da palo alla banda che secondo la procura di Treviso avrebbe ucciso la pensionata su commissione dell'ex marito Enzo Lorenzon. Joel Lorenzo arriverà in aereo a Fiumicino, quindi sarà condotto in carcere a Rebibbia ed infine preso in consegna dalla polizia trevigiana. Già lunedì sarà a disposizione del magistrato. Intanto giovedì in corte d'assise si aprirà il processo a carico degli altri 5 indagati. L'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Un differente procedimento sarà invece avviato per Joel Lorenzo. Torna in carcere uno degli accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Shinpei Tominaga. Abd Allah Jouma ha violato 2 volte le misure cautelari. Ha violato 2 misure cautelari ed è finito di nuovo in carcere. Abdallah Jouma, 22 anni, uno dei 3 ragazzi accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Shinpei Tominaga, era dapprima aggravato di obbligo di dimora nel comune di residenza, Conegliano Veneto, ma non aveva rispettato gli orari di rientro a casa. E per questo motivo il giudice Roberta Paviotti del Tribunale di Udine aveva disposto i domiciliari, che ha violato sabato scorso uscendo di casa per andare al bar, dove è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Il giudice ha deciso un ulteriore aggravamento della misura, disponendo la custodia cautelare in carcere a Treviso. L'avvocato Guido Galletti, che difende il ragazzo nel processo per il caso Tominaga, ha già presentato ricorso al Tribunale del riesame. Lo stesso Galletti ha chiesto e ottenuto per Jouma che venga sottoposto a perizia psichiatrica. Il giudice ha affidato l'incarico allo psichiatra udinese Marco Stefanutti, che dovrà valutare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di via delle pelliccerie, la pericolosità sociale e la capacità di stare in giudizio. Entro 60 giorni lo psichiatra presenterà la sua relazione, che verrà discussa l'8 maggio, mentre è fissata per il 29 maggio la successiva udienza del rito abbreviato, alla quale Jouma potrebbe arrivare da imputato con rito abbreviato o uscire dal processo se la perizia dovesse accertare una causa di non imputabilità. Gli altri 2 imputati, che hanno scelto anche loro il rito abbreviato, sono attualmente sottoposti a misure cautelari. Samuele Battistella, che sferrò il colpo al volto di Tominaga, causandone la caduta e la morte, e agli arresti domiciliari a Conegliano Veneto, mentre Daniel Wedam ha l'obbligo di permanenza nello stesso comune. Pisale e Carabinieri stanno ricostruendo l'incidente sul lavoro che si è registrato nella notte in una fabbrica di Vittorio Veneto, in prognosi riservata un 51enne che rischia l'amputazione del braccio. Lo Spisal con i carabinieri di Vittorio Veneto si è subito mobilitato quando in via delle Industrie è scattato l'allarme. Sono da poco passate le 23 alla Tema, azienda leader nel settore edile, e in una linea produttiva che un operaio di 51 anni, rumeno residente a Godega di Sant'Urbano, rimane con il braccio incastrato su un nastro trasportatore. Il turno è quello di notte. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo di fronte a un blocco del macchinario sul quale stava lavorando avrebbe tentato di azionarlo manualmente. Questione di pochi attimi e ne rimane intrappolato. A Vittorio Veneto giunge anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Il 51enne, dopo una breve sosta all'ospedale cittadino, viene portato al Cafoncello. È fuori pericolo ma rischia l'amputazione dell'arto. Inevitabile l'apertura di un fascicolo. Si deve capire la dinamica esatta, se i dispositivi di sicurezza siano entrati in funzione correttamente. È una cosa che sorprende perché insomma non so cosa sia successo e come, però insomma i sistemi di sicurezza ci sono, quindi altro non saprei dirti. Lì ci sono tanti macchinari, tanti macchinari, ma la frequenza è molta e può succedere. Più in generale c'è sicurezza sugli luoghi di lavoro? Sì, c'è, però i casi succedono purtroppo. Abbiamo fatto sempre con la sicurezza, noi l'altro no. Quindi insomma le procedure sono abbastanza rigide. Sì, no, non è niente di male, no. Ferma la condanna dell'area, le radici del sindacato della CGIL che si dice pronta allo sciopero. Se si incastra un braccio nel macchinario è perché si sono rimosse le sicurezze per far più pezzi e più profitto, una condizione diffusa nelle fabbriche, si legge in una nota. Così la sindaca di Vittorio Veneto. Innanzitutto mi preme anche esprimere la vicinanza al lavoratore che è stato vittima insomma di
di questo incidente, speriamo in un suo pronto recupero. Le aziende sono aziende strutturate con tantissimi dipendenti al loro interno, sappiamo insomma che seguono tutti i corsi di prevenzione e naturalmente questo evidentemente non basta, perché se succedono ancora questi casi significa che c'è necessità di intervenire ancora in modo massiccio. Questo significa, dice Bagliana, più risorse per gli Spisal, soprattutto nell'area vittoriese. Dove ci sono aree industriali molto sviluppate con addetti che superano i 7.000 unità, è importante che ci sia una presenza anche dello Spisal in modo permanente e fisso. Ancora cronaca, auto in fiamme sotto il cavalcavia Lanzago di Silea, blackout e disagi. Il fumo, poi le fiamme. Ha accostato ed è uscito appena in tempo il 47enne di origine senegalese che era alla guida della sua Mercedes classe A prima che fosse troppo tardi e le fiamme cominciassero a divorare l'auto. È accaduto in via Lanzaghe, sotto il cavalcavia tra Lanzago e Silea. Nessun ferito, ma i danni sono stati ingenti. Paura anche tra i residenti e numerosi passanti che si sono presto allontanati per permettere ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio. Coinvolta anche una centralina telecom andata completamente a fuoco. Senza linea telefonica e internet, infatti, alcune case e attività della via, disagi che dureranno alcuni giorni fino al ripristino della linea. Sul posto anche la locale, intervenuta per la messa in sicurezza del posto. Traffico alternato per un paio d'ore che ha causato qualche rallentamento alla circolazione. Dai primi rilievi nessun danno strutturale al cavalcavia. I mezzi pertanto hanno continuato a viaggiare regolarmente. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, cerimonia oggi a Mogliano per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Oltre 10.000 violazioni al codice della strada, ma soprattutto tanta identificazione, tanto controllo del territorio puntuale nelle zone più calde con una presenza costante. Patenti ritirate, assicurazioni scadute, auto senza revisione sono solo alcune delle tante infrazioni rilevate dalla polizia locale, soprattutto lungo il Terraglio. Dati presentati martedì a Mogliano nel corso della cerimonia per il San Sebastiano, dove non sono mancate le osservazioni per le 420 violazioni per eccesso di velocità e i 273 test di alcolemia positivi rilevati nel corso del 2024. Numeri costanti, se non in crescita, per alcune infrazioni, mentre sta diminuendo il fenomeno della prostituzione su strada. Siamo in una fase di regressione rispetto a qualche anno fa, nella quale veramente vi era un boom e vi erano centinaia di identificazioni allora. Dai 3 sindaci che rappresentano il consorzio intercomunale, la soddisfazione per un'interconnessione che garantisce maggior sicurezza ai cittadini. Sono stati 5 anni di successi, numeri importanti, insomma Preganziol, Caser, Mogliano, che formano questo corpo intercomunale di polizia locale Terraglio-Sile. Siamo andati al di là delle posizioni politiche, al di là dei campanilismi, proprio perché crediamo che l'unione sia importante. È un territorio uniforme, sono quasi 60.000 abitanti e un corpo insomma che funziona, che ha dato risultati. Un bacino tra due grandi realtà come la città di Treviso e quella di Mestre Venezia, ma con dinamiche diverse tra Terraglio e Sile. La collaborazione che è nata appunto negli ultimi 5 anni ha dato buoni frutti proprio per la vicinanza e per anche delle dinamiche che accomunano quelli che sono i nostri territori. Ora si punta ad aggregare anche Casale. Siamo ambiziosi, vorremmo sempre di più portare questo gruppo all'attenzione del territorio dei cittadini. Se abbiamo 2 componenti che rispettano un po' il Terraglio, adesso ci siamo dati da fare, ci daremo da fare per avere anche 2 componenti del Sile. Intanto si guarda la centrale operativa unificata nell'area ex Nigi con ulteriore ampliamento di uomini e telecamere. Sarà un centro innovativo dove avremo una sala controllo a 360 gradi con oltre 300 telecamere di controllo assieme ai carabinieri, un investimento che raggiunge quasi 4 milioni di euro. Nuovo ponte di Vidora, sorpresa, arriva un primo via libera tecnico, ma è caccia aperta ai finanziamenti. Oggi Veneto Strade ha presentato il progetto della nuova viabilità che vedrà
la costruzione del nuovo ponte di Vidor. È un piccolo passo in avanti molto importante e ringrazio la Regione Veneto e Veneto Strade stessa per aver prodotto questo lavoro. C'è un punto fermo nella storia infinita del ponte di Vidor e a fissarlo nelle scorse ore è stato l'ente provincia, avviando ufficialmente il procedimento preliminare di valutazione di impatto ambientale del manufatto, croce e delizia di intere generazioni di amministratori. L'avvio dell'esame tecnico da parte del comitato Via del Sant'Artemio ha interessato i comuni coinvolti dall'opera, Cornuda, Crocetta, Pederobba e Vidora, i referenti di Regione e Veneto Strade, che resta il soggetto proponente, ARPAV e la ditta che si sta occupando del progetto, con i professionisti incaricati di svolgere lo studio di impatto ambientale, studio secondo cui la realizzazione del ponte consentirebbe di diminuire gli incidenti stradali e migliorare le condizioni di traffico in quello che resta un budello della viabilità della Marca. È un iter lungo, articolato, che stiamo però seguendo e rispetto al quale vogliamo andare avanti, perché laddove si presentasse un'opportunità per intercettare le risorse che servono a realizzare quell'opera, la provincia si faccia trovare pronta. Insomma, fa intendere Marconna, con le carte a posto sarà più facile trovare le risorse anche a livello statale. Si parla ad ogni buon conto di decine di milioni di euro, almeno 50, e già nel recente passato i sindaci della zona si sono mossi ricordando allo stesso ministro Salvini che non c'è soltanto il ponte sullo stretto, ora tecnicamente la palla passa ai comuni, si apre la fase delle integrazioni. Quindi avanti così, un passo alla volta, ma sempre in avanti. Il sindaco di Treviso Conte si trova a Vilnius con una delegazione di tecnici comunali dell'Ufficio Politiche Comunitarie d'Ambiente per partecipare alla cerimonia di apertura dell'anno della Green Capital europea e delle città Green Leaf, in programma domani, un evento che celebra le città europee impegnate nella sostenibilità ambientale. Si terranno venerdì pomeriggio in Duomo a Treviso i funerali di Monsignor Lucio Bonora, sacerdote trevigiano da 20 anni al servizio, prima di Papa Wojtyla, poi di Papa Bergoglio, che si è spento questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Domani presso la Cappella del Clero di San Pietro il cardinale di Stato Pietro Parolin presiederà una messa in suffragio in ricordo del suo ultimo viaggio in terra trevigiana al seguito del corpo di Papa Pio X nell'ottobre del 2023. Vediamo. Lucio Bonora, sono ufficiale della Segreteria di Stato e sono prete di Treviso, prima di tutto. Si raccontava così ai nostri microfoni Monsignor Lucio Bonora nei giorni di ottobre del 23, quando accompagnò il corpo di San Pio X in Veneto e nella Marca. Semplice e discreto nel cuore della cristianità, come nelle comunità che l'hanno accolto come parroco, Monsignor Bonora si è spento nella mattinata di martedì all'età di 73 anni al Policlinico Gemelli di Roma. E a testimonianza delle sue profonde radici trevigiane ha voluto che un infermiere di Treviso lo accudisse nei suoi ultimi giorni e ha chiesto a Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso, di impartirgli l'estrema unzione. Era nato a Caerano il 14 ottobre del 51, è divenuto sacerdote nel 77 e vicario parrocchiale del Duomo di Montebelluna fino all'81, poi assistente diocesano della CR fino al 91 e nel 98 ha ricoperto l'incarico di parroco di Canizzano, ricordato così da uno dei suoi fedeli, Gianni Marini. Quando che era parroco qua al nostro paese, a Canizzano, è che sempre incoraggiava il nostro gruppo facendo le messe del Cason qua quando era a maggio, la nostra festa, quando arriva i gruppi a luglio in varie lingue che sempre concelebrava con tutti quanti ed è stata una bella roba. Nel 2005 era stato chiamato a Roma come ufficiale della Segreteria di Stato Vaticana ed è in quella occasione che Monsignor Bonora riuscì a far incontrare il gruppo della pastoria con Papa Wojtyla. Abbiamo cantato fin tanto che noi abbiamo visto il Santo Padre venire avanti. Così è venuto avanti e mi ha guardato tutti e si è messo insieme con altri a parlarmi. Noi siamo spistati buoni davanti, specialmente che ho toccato a mano per dargli un vaso e sinceramente non sapevo neanche quanto che pesavo. Quindi per noi è stata una roba grande e questo è merito del Monsignor Lucio Bonora. Devoto e studioso appassionato di San Pio X, Monsignor Lucio Bonora ha un po' fatto suo il servizio alla fede e alle comunità che raccontava del Papa trevigiano. Pio X era un uomo che sapeva unire tutto l'amore possibile a Dio, nella messa, nella liturgia, nella comunione eucaristica data ai bambini, nell'adorazione eucaristica e nel contempo un amore sperticato verso gli altri, soprattutto i più poveri.
Gatto incastrato tra il cancello e la colonna di fine chiusura, a liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco. È accaduto questa mattina, il micio è rimasto incastrato durante la chiusura del cancello a Castagnole di Paese. I pompieri sono riusciti a liberare il gatto che nonostante la brutta avventura ha subito ripreso tutta la propria vivacità ed è stato riconsegnato ai proprietari. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Subito in apertura la notizia di un infortunio sul lavoro. È accaduto stamattina a Santa Giustina in una struttura legata alla Unifarco. Un uomo è precipitato per una quindicina di metri volando dal tetto di un edificio su cui stava lavorando. Miracolosamente, nonostante la gravità della caduta, l'operaio sarebbe rimasto cosciente. Soccorso dall'elicottero del SUEM, è stato trasportato all'ospedale di Feltre. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri e dal personale dello SPISAL. La cronaca giudiziaria ora con il processo per l'omicidio di Antonio Costa. Si concretizza la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal difensore di Petro Livert, condannato a 16 anni di reclusione. La decisione spetterà alla Corte d'Assise di Belluno. Marcello Stellin, avvocato difensore di Pedro Dominguez Sanchez Livert, ha iniziato le procedure necessarie affinché la Corte di Assise di Belluno possa valutare la concessione degli arresti domiciliari. L'intenzione era stata anticipata già il giorno della sentenza, quando Livert fu dichiarato colpevole dell'omicidio di Antonio Costa, avvenuto davanti al Cangur Bar di Fener il 6 maggio 2023. L'istanza si basa sul fatto che la sentenza di condanna pronunciata lo scorso 15 gennaio ha escluso i futili motivi, tanto che rispetto ai 22 anni di carcere richiesti dal pubblico ministero Alberto Primavera, a Pedro Livert ne sono stati inflitti solo 16, oltre al fatto che il nostro ordinamento prevede, fino a sentenza definitiva, la presunzione di innocenza. Prima che l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della reclusione in carcere possa essere depositata, serve che ne siano informati tutti i parenti della vittima. Tra quelli di Antonio Costa, 53enne di origine trevigiana che era residente ad Alano di Piave, ci sono anche i fratelli, che però mai hanno preso parte al processo. Oggi sono state inoltrate le notifiche, ma ora si dovrà attendere che sia avvenuta la consegna o che sia terminata la compiuta giacenza, ossia che siano trascorsi 10 giorni da quando i destinatari avranno ricevuto l'avviso di recapito, anche senza aver ritirato la raccomandata. Un cittadino egiziano di 20 anni è stato espulso dal territorio nazionale e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. L'attività è della sezione volanti della Questura di Belluno, che venerdì scorso nel quartiere Mussoi ha fermato per un controllo il giovane senza documenti e i presupposti per richiedere la protezione internazionale. L'ufficio immigrazione ha disposto per il 20enne l'espulsione immediata. Il giovane era giunto in Italia lo scorso 10 marzo, sbarcando sulle coste calabresi e successivamente si era reso irreperibile. Olimpiadi invernali 2026, Fondazione Cari Verona ha stanziato 600.000 euro per sostenere fino a 3 progetti in provincia di Belluno e altrettanti in provincia di Verona che trasformino i valori della Carta Olimpica in concrete opportunità di crescita sociale e culturale. Obiettivo del bando, quello di coinvolgere direttamente le comunità locali affinché i giochi diventino occasione di rilancio per il territorio. Saranno ammesse fino ad un massimo di 6 candidature per provincia. È fondamentale per l'accesso ai fondi sarà la capacità di costruire reti solide tra i diversi attori locali. Il termine di presentazione delle domande online scadrà il prossimo 28 febbraio. La politica ora strizza l'occhio ad Azione di Carlo Calenda e a Italia Viva di Matteo Renzi, la nuova formazione politica giovanile GEL, acronimo di Generazione Europa Liberal Democratici, il primo congresso a Belluno. È un movimento politico ma anche culturale, nel senso che trattiamo i temi dell'Unione Europea e circoscritto all'ambito di Belluno
i temi delle criticità infrastrutturali, ma anche dei problemi sociali ed economici. A poco meno di un anno dalla sua fondazione, il 18 gennaio a Belluno ha preso forma e sostanza GEL, Generazione Europa Liberal Democratici, movimento che strizza l'occhio d'azione di Carlo Calenda e a Italia Viva di Matteo Renzi. Parla ai giovani e dai giovani trae linfa per il suo programma che a livello locale ha il focus sui temi di principale dibattito: infrastrutture, trasporti pubblici e politiche giovanili. Noi riceviamo quotidianamente delle segnalazioni dai nostri coetanei sul fatto che le reti infrastrutturali e del trasporto pubblico, sia ferroviario ma anche su gomma per quanto riguarda Dolomitibus, è carente. Lo sguardo lungimirante di GEL è rivolto perciò alle Olimpiadi e Paralimpiadi, occasione da cogliere al volo per Belluno capoluogo, che dovrebbe assumere un ruolo centrale dell'evento. Noi ci aspettiamo che Belluno venga valorizzata, se non a livello locale, comunale, almeno a livello provinciale, e questo secondo noi ad oggi non c'è. Disponibile e aperto al dialogo, il Neo Movimento Politico ha già aperto un canale con Giovani e Futuro, l'altra formazione nazionale che in provincia è fortemente impegnata nella risoluzione dei problemi che attanagliano il territorio. Canali social e portale internet, le modalità scelte per presentarsi alla platea di giovani bellunesi. Al momento il movimento non contempla l'ipotesi di scendere in campo per il rinnovo amministrativo di Palazzo Rosso. Per ora ci siamo focalizzati più su un radicamento territoriale del comune di Belluno. Non abbiamo intenzione di costituire una lista civica, però naturalmente siamo consci del fatto che nei partiti i giovani non riescono ad emergere, anche per alcuni personalismi e per alcune dinamiche, diciamo così, centriste. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo sempre, come sempre, subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. È tutto, buona serata.